Con Simone Corona al termine della partita di Trissino si sapeva che sarebbe stata una partita tosta. Ti chiedo quanto c'è di positivo della prestazione del Trissino e quanto c'è di Sarzana che poteva magari fare qualcosa di più. Ci siamo tolti la trasferta più difficile dell'anno, siamo felici, venivamo da un buon momento, la classifica in questo momento è la classifica che ci piace, però sì, stasera indubbiamente perdere 8-1, il Trissino è uno schiacciasassi, ma bisogna ora metterci tra di noi, il gruppo, e vedere dove tutti potevamo fare qualcosa di più. È normale, loro sono i giocatori, ripeto, nettamente più forti del campionato, però 8-1, il primo tempo abbiamo dimostrato che fino al primo gol è arrivato presto, è vero, però comunque fino al primo gol ce la stavamo giocando, giravamo a palla e il primo gol è arrivato per una clamorosa disattenzione difensiva, quindi c'è sempre un po' da ricriminarsi. Ci piacerebbe venire qua e non ricriminare niente, ma è difficile, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, dei ragazzi che lavorano, che aiutano i ragazzi nuovi, dei giovani che oggi hanno giocato tanto, che saranno il futuro di questa società, perché è una società che non ha budget, che si costruisce in casa da solo. Quindi bisogna vedere le cose negative, certo, ma bisogna vedere anche le cose positive, e quindi continuiamo a lavorare. La nostra finale scudetto sarà sabato contro il Giovinazzo, perché è una partita importante in casa che dobbiamo vincere, arrivare già a quota 10 punti, che l'anno scorso ci abbiamo messo molto di più a arrivare, e quindi niente. Ti chiedo, hai detto squadra nuova, a che punto siete nel percorso che deve portare a vedere quello che deve essere il miglior Sarzana? Ma ecco, abbiamo dei giocatori veramente forti, i due Luca Stabarelli e Jean Mounet, i due nuovi stranieri, sono dei giocatori validissimi. Tabarelli ha già fatto 25 gol l'anno scorso da 1, Mounet è di proprietà del Barcellona, quindi è veramente un giocatore fenomenale, deve adattarsi un po' al campionato. Si può vedere Manrique, che viene da noi da gennaio, quest'anno è un altro giocatore, veramente ha fatto un salto di qualità incredibile. Dobbiamo ancora trovare un po' d'amalgama, soprattutto quando giochiamo contro squadre così forti, ma questo è normale. Le provinciali, quando giocano contro le squadre d'alta classifica, fanno sempre fatica, quindi niente, non buttiamo via tutto quello che c'è stato dalla partita, continuiamo a lavorare, speriamo che il mio Sarzana sia arrivare nelle prime 8, riqualificarci alla Coppa Italia che c'è tanto cara, e niente, continuiamo così. Ringraziamo Simone Corona, in bocca al lupo al Sarzana.